La fase vaccinale chiaramente legata al momento in cui avremo dosi di vaccino sufficienti, ma soprattutto avremo un vaccino che è fattibile anche, la cui somministrazione è fattibile anche da parte degli MMG, perché non c'è la catena del freddo o comunque dei limiti di questo tipo. Quindi sicuramente il discorso AstraZeneca che diceva il Presidente diventa fondamentale. Una potenza vaccinale stimata al momento fino a 8.000 dosi al giorno permette di guardare già oltre la prima fase dedicata agli anziani nelle case di riposo e agli operatori della sanità. Inizieremo invece già a settimana prossima per quanto riguarda l'individuazione delle corti, quelle degli ottantenni, insomma, da vaccinare in base al programma, e in questo caso, quando parliamo di ottantenni non autosufficienti, ci sarà l'infermiere dell'assistenza domiciliare che andrà eventualmente a casa, quindi qualcuno aveva anche chiesto andate direttamente a domicilio, sì, per il disabile non autosufficiente, insomma andremo anche direttamente a domicilio per fare il vaccino. La giornata c'è in qualche modo anche gli ultraottantenni, le famiglie possono prepararsi loro stessi a fare domanda o aspettano un momento di base, che sarà un po'... La domanda no, perché altrimenti poi non la gestiamo, perché come tutti i piani vaccinali che abbiamo già fatto e che sono stati fatti, insomma c'è una chiamata diretta. Ancora una pausa invece per le visite mediche in libera professione. Non ci sono ancora, spiega l'assessore, le garanzie di sicurezza necessarie. Sappiamo insomma che c'è molta richiesta da questo punto di vista, siamo però ancora in una situazione, e è stata analizzata ieri anche dai direttori generali, dal direttore generale dottor Flor, per cui in questo momento non riapriremo l'attività in libera professione, ma ci prendiamo un'altra settimana per capire com'è l'andamento appunto all'interno degli ospedali, e quindi com'è l'andamento anche a livello di pressione.